Cari telespettatori, rieccoci insieme naturalmente venerdì con i pensionati dello SPCGIL del Veneto. Ci sono iniziative molto importanti che sono state anche organizzate, poi ne parleremo, che verranno organizzate a livello nazionale per ribattere su alcuni punti salienti per tutti i pensionati, ma io direi anche i pensionandi. Allora, per fare il punto generale della situazione, visto che ormai siamo arrivati anche a un momento particolare perché la legge di stabilità di bilancio è giunta ad approvazione più o meno nei suoi aspetti, e capire cosa ne pensa il sindacato dello SPCGIL, e in questo caso si può dire anche a livello unitario, perché poi scenderanno in piazza il 16 novembre, quindi ricordiamo come data per chi fosse interessato anche a partecipare, a mettersi a contatto con le sedi dello SPCGIL del Veneto presenti un po' ovunque. Abbiamo qui con noi in studio, ben ritornata Elena Di Gregorio, grazie di essere qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Segretario generale SPCGIL del Veneto, e Giuseppe Di Girolamo, ben ritornato, segretario SPCGIL Veneto, responsabile previdenza, e quindi già ci fa capire tutto. Buongiorno. Ben arrivati. Allora, abbiamo visto anche la slide prima che ci dà chiaro il titolo: pensionati in piazza. Qual è la situazione attuale? Allora, come dicevi, noi il 16 novembre saremo in piazza come pensionati e come anziani, tutti assieme, unitariamente, perché vogliamo portare l'attenzione del Paese sul tema dell'invecchiamento della popolazione. Attenzione del Paese, della politica e del governo, che pare essersi dimenticato di noi in questa fase. Noi siamo, i pensionati in Italia sono 16 milioni, gli anziani sono ormai un quarto della popolazione. E ecco, io chiedo un attimo la slide, la seconda slide che ci dà questi numeri, così in modo che vi rendete conto di quello che dice la segretaria. Sono dati importantissimi, ecco, prego. Infatti, cioè, stiamo parlando appunto di un quarto dei cittadini che ovviamente, insomma, invecchiando hanno dei bisogni diversi e chiedono che la politica, no, e le istituzioni se ne facciano carico, perché è un tema culturale che necessita di risposte adeguate. Quindi noi stiamo in piazza il 16 per richiamare l'attenzione su questi temi, perché non siamo soddisfatti di come il governo sta affrontando nella legge di bilancio le tematiche che attengono alla popolazione anziana. E la prima richiesta che noi facciamo con forza a questo governo, così come a quelli precedenti, ma pensiamo che ormai la stagione sia più che matura, è quella di una legge nazionale per la non autosufficienza, che è un tema che riguarda ovviamente i cittadini anziani, perché chi invecchia ha più rischi, maggiori rischi di cronicità, quindi incorre nel tema della non autosufficienza. Ma pensiamo che sia un tema che non attiene solo alla dignità della persona anziana, ma impatta pesantissimamente sulle famiglie, perché non abbiamo... bisogna ribadirlo, è importantissimo. Forse si trascura. Chiedo anche la slide della regia, che così anche la seguiamo con quanto c'è di scritto. Prego. Sì, noi non abbiamo nel nostro Paese una legge sulla non autosufficienza come tema nazionale. E cosa succede quindi quando in una famiglia c'è una persona non autosufficiente, un anziano non autosufficiente, che non solo quella persona sta male, ma l'assenza di servizi fa sì che il peso della gestione, oltre che dei costi economici, gravino esclusivamente sulla famiglia. E in particolar modo poi cosa succede? Succede che sono le donne a doversene far carico, perché sono le donne quelle che hanno il peso del lavoro di cura, con conseguenze pesanti sul loro lavoro e poi anche sulle loro pensioni, perché poi percepiranno delle pensioni inferiori. Una famiglia normale, anche con due persone che lavorano, se ha un genitore non autosufficiente, diventa improvvisamente povera, perché non ce la fa. Poi noi pensiamo che la soluzione non sia un'unica soluzione, ma ci sia bisogno di un insieme di soluzioni, perché laddove è possibile bisogna poter invecchiare a casa propria. Sappiamo che l'invecchiamento assieme ai propri familiari, nella propria casa, aiuta e allunga la vita. Laddove c'è bisogno invece c'è bisogno di strutture. Infatti questo è un aspetto anche altrettanto importante su cui tanti ci hanno scritto. Allora chiedo della regia l'altra slide di mettere in onda, quella sulla non autosufficienza, perché appunto parla anche di 3 milioni di persone non autosufficienti, la maggior parte delle quali sono peraltro anziane. Però c'è questo problema che per le famiglie
hanno grosse difficoltà, anche se c'è un aiuto pubblico dove questo esiste, eccetera, ad occuparsi della persona non autosufficiente. C'è un carico importante, anche emotivo, psicologico, certo. a volte insostenibile. Lei diceva giustamente le donne pensionate o donne che rinunciano ad avere una pensione dignitosa e vanno in pensione prima per seguire questo. Per seguire. Ecco, è corretto che non si provveda invece in modo importante a strutture assistenziali pubbliche dove queste persone, noi ne abbiamo parlato anche in trasmissione con degli esperti, dove dicono che quando incomincia la non autosufficienza, anche sotto il profilo mentale, ci devono essere dei percorsi terapeutici molto protocollati, particolari, che difficilmente il familiare è in grado di attuare a casa. E quindi spingere, perché stiamo diventando tutti vecchi, saremo il periodo dei vecchi, qualcosa di più importante si faccia. Sì, il tema è appunto molto complesso e c'è bisogno di una pluralità di interventi. Noi ovviamente affrontiamo il tema dell'invecchiamento attivo, quindi come l'anziano può mantenersi, no, dal punto di vista mentale in salute più a lungo, quindi quali sono le iniziative, le attività che anche come sindacato mettiamo in campo per favorire la socialità, ma pensiamo sia un tema appunto più generale di cittadinanza, di diritti di cittadinanza. In altri paesi europei che hanno una speranza di vita più bassa dell'Italia, perché ricordiamoci che l'Italia è seconda al Giappone come speranza di vita, quindi noi siamo longevi e questo è un bene, ma vorremmo che fosse un elemento da valorizzare, che sia positivo, perché noi vogliamo invecchiare in salute. Allora, si invecchia in salute e questo sappiamo è legato al lavoro, quindi se si fanno lavori pesanti bisognerebbe poter andare in pensione prima perché la speranza di vita è più bassa, certo. Quindi ci agganciamo anche al tema delle pensioni. Ma bisogna avere appunto anche delle opportunità, ma ci vuole una società che valorizzi il ruolo degli anziani. Ormai si ha una terza età che è molto lunga e non può essere l'anziano visto come un peso o come un costo insostenibile. O addirittura, come qualcuno dice, no, volgarmente, no, anche in questi giorni, addirittura togliere il voto agli anziani, no? Una visione negativa dell'anziano nella società. Un quarto dei nostri cittadini sono anziani e vanno valorizzati, sono soggetti importanti che hanno lavorato e hanno costruito questo paese. L'altro giorno con una bella immagine, un'anziana diceva gli anziani sono una biblioteca, sfogliateci, no? Siamo un insieme di saperi da trasmettere alle giovani generazioni. Siamo anche i soggetti che aiutano i figli e i nipoti, perché in questi anni di crisi noi abbiamo sostenuto i figli che hanno perso il lavoro e anche e i nipoti per quanto riguarda anche gli studi. C'è un'indagine della Fondazione Di Vittorio, una ricerca, la Fondazione Di Vittorio, che è il centro studi della CGIL nazionale, ma anche di altre associazioni, hanno fatto indagini sui nonni, dal quale emerge che i nonni pagano le tasse universitarie dei nipoti, perché con la crisi che c'è e con la perdita anche di potere d'acquisto dei salari, diventano quell'elemento, quel soggetto, quel collante generoso che nonostante pensioni molto basse risparmiano e si tolgono per poter sostenere i familiari. Quindi noi siamo generosi di nostra natura, rientra nella nostra visione della vita e della società. Vorremmo che ci fosse un riconoscimento della dignità e del ruolo degli anziani e da lì politiche adeguate di prevenzione, di invecchiamento attivo e poi anche di presa in carico, giustamente come dicevi, rispetto quando uno ha un problema ci vuole una filiera di presa in carico. Sì. Invece diventa veramente pesantissimo muoversi nella giungla della burocrazia, dei diversi soggetti che magari anche in Veneto possono esserci, perché non dimentichiamoci che tutto sommato abbiamo una regione dove si sta meglio di altre regioni, perché c'è una forte disparità, sì. Ma siamo lasciati da soli, quindi uno non sa come affrontare. Quindi c'è bisogno di una presa in carico, ma c'è bisogno di una legge nazionale, perché invecchiare in Veneto deve essere allo stesso di invecchiare in Calabria. Non è possibile che abbiamo un paese così frantumato e che i diritti alla salute siano diversificati. Leggiamo un paio di messaggi che sono arrivati. Volevo sapere se ci credete alle manifestazioni in piazza. Questi per me sono come mussi, non gli interessa nulla ed andranno avanti comunque. L'altro messaggio precedente, leggiamolo un attimo, se ce lo mettono, eccolo qui. In un paese dove un imprenditore fa politica e si fa le leggi, un comico va in politica e vuole togliere il voto agli anziani perché maturi e non lo voterebbero mai e darlo ai sedicenni. Dove volete che andiamo? Qui ci vuole qualcosa di più convincente.
I temi che pone sono quelli veri, cioè sono ovviamente sentiti, ma noi pensiamo a un dovere civico di partecipazione. Non abbiamo mai rinunciato come sindacato a questo e per questo noi pensiamo che sia necessario far sentire la nostra voce e ci crediamo fortemente sulla partecipazione. Anche perché non potete fare sciopero. No, ma non è solo quello, insomma, poi magari i lavoratori attivi faranno anche sciopero con il nostro sostegno. No? Se i pensionati facessero sciopero, ci sarebbe un problema, ci sarebbe un grosso problema. Sarebbe un grosso... per le famiglie. Esatto. Sì. No, noi pensiamo che il governo debba ascoltarci, proprio perché siamo 16 milioni, non siamo bruscolini e non si può essere sordi e ciechi. Questo governo, peraltro, dobbiamo anche dirlo, che a differenza dei precedenti, si confronta con le organizzazioni sindacali. Perché siete stati come sindacati convocati tempo fa, no? Sì, c'è un confronto abbastanza continuo, perché a differenza appunto dei governi precedenti, questo governo ha cambiato registro nel rapporto delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali, quindi ha convocato i sindacati, ha aperto dei tavoli di confronto, ha convocato i sindacati dei pensionati, quindi ha riconosciuto... quindi anche il sindacato dei pensionati. Quindi ha riconosciuto la legittimità sociale delle richieste dei pensionati e questo per noi è un tema di valore. Non ci sono state ancora delle conseguenze pratiche e coerenti, quindi noi siamo fortemente consapevoli della situazione del Paese, della difficoltà che ha una legge di bilancio che ha ereditato 23 miliardi di cambiale da onorare, che non è una cosa di poco conto perché si mangia praticamente tutta la manovra di bilancio nella buona sostanza. E guardate che non è una scelta casuale, perché è un'eredità pesante che noi abbiamo dal governo precedente. Con Gentiloni la cambiale dell'IVA era di 12 miliardi, il governo precedente l'ha aumentata a 23 e l'ha spostata al 2020. Quindi qualunque governo quest'anno si trova ad affrontare una cambiale da onorare un debito che pesa su noi tutti e quindi toglie anche delle possibilità di intervento sul sociale che invece sono indispensabili, perché i problemi dei cittadini non aspettano. Cioè, abbiamo bisogno di risposte, hanno bisogno di risposte sia il mondo del lavoro, sia i giovani che hanno bisogno di lavoro e lavoro stabile per poter avere un futuro pensionistico e noi siamo accanto ai giovani perché sono i nostri figli, i nostri nipoti e su questo noi ci battiamo assieme a loro, ma abbiamo bisogno di risposte anche in termini di sanità, abbiamo bisogno di risposte in termini anche di riduzione delle tasse, perché noi pensionati le tasse le paghiamo tutte e per intero. Quindi ci fa molto piacere che uno dei primi punti di questo governo sia la lotta all'evasione, che finalmente si sia cambiato registro, che si passi dai condoni più o meno mascherati, da pace sociale e quant'altro, ma che comunque sempre regali agli evasori erano, a un tema che è quello della lotta all'evasione. Noi abbiamo dei dati che sono vergognosi per un paese civile in termini di evasione. C'è una slide che abbiamo preparato sui dati Istat. Vediamo di mettere la slide successiva perché 211 miliardi di economia non osservata. Lo dice l'Istat, no? Quindi sono dei dati che noi li verifichiamo quotidianamente perché il nostro paese è diventato un paese sempre più diseguale. Con la crisi il mondo del lavoro, i pensionati ci hanno rimesso, ma c'è una parte del paese che diventa più ricca, il 48% della ricchezza è in mano al 10% della popolazione. Che questo contro tutte le regole dell'economia produttiva. Ma è un elemento che inquina l'economia rispetto a questo, quindi che ci sia finalmente una volontà e quindi anche dei messaggi chiari, forti, rispetto al fatto che si vuole combattere l'evasione, ci trova perfettamente d'accordo, perché il mondo del lavoro dipendente, dei pensionati sono quelli che le tasse le pagano per garantire i servizi anche a quelli che invece rubano la collettività e veramente ci vuole l'indignazione rispetto a questo, infatti. Perché noi siamo il paese che, come dice il procuratore Greco, noi giustifichiamo, perdoniamo l'evasione come se è una forma di salvaguardia. Non è così. Chi evade ruba agli altri, alla collettività,
come avviene negli altri paesi, deve essere messo al bando, cioè deve essere un sentimento diffuso rispetto a questo. E il tema del contante che viene molto strumentalizzato. Però tanti anziani non lo vivono bene. Non è vero, noi abbiamo avviato un questionario. Noi siccome incrociamo nelle nostre sedi tantissimi anziani, abbiamo chiesto: ma tu ce l'hai il bancomat? Ce l'hai il banco posta? Sì, ce l'hanno tutti. Ce l'hanno. Ma non lo usano però. Lo usano, non ci sono, cioè, non c'è. Io voglio vedere qual è quella vecchietta, quella pensionata che va in giro con 3.000 euro in tasca. Non è questa la nostra situazione, non è questa la situazione. Per le spesette così quindi non le mettere il tetto al contante, ma nessuno, il contante uno lo preleva con il POS, non è, con il bancomat, non è questo. Mettere un tetto alla circolazione del contante, lo sappiamo, ce lo dicono tutti gli studi, ce lo dice la magistratura, ce lo dicono tutte le indagini, è un freno all'economia illegale, al riciclaggio, alla corruzione, che è l'altra grande piaga che noi abbiamo nel nostro Paese, che sta emergendo con sempre maggior forza e che sta inquinando pesantemente anche la nostra regione e che fa concorrenza sleale, inquina l'economia, inquina il tessuto, l'economia sana, rende più fragili i cittadini. Certo. Quindi questa cosa, un governo, le istituzioni devono porselo come dovere morale e deve riguardare tutti noi. Basta tolleranza rispetto a questo. Noi siamo anche, chiediamo, la nostra piattaforma per il fisco, anche il conflitto di interessi. Cioè se tu mi consenti di scaricare dalle tasse il pagamento dell'idraulico, dell'artigiano, insomma questo tipo di attività, fai una doppia funzione. Io pago la fattura e ho uno sgravio dalle tasse, ma anche porti in trasparenza e fai emergere un tema che è di lavoro nero e di evasione, che è molto, che magari non è come quella delle grandi aziende, della grande evasione, ma non è mica una cosa da sottovalutare e in ogni caso è intollerabile. Assolutamente. Scusate, perché io devo essere obbligato a spendere col bancomat e a pagare le commissioni, ma voi pensate che l'illegalità, quella grossa, arrivi dalle spese di 2.000-3.000 euro? Che ne dite di quelli del gioco d'azzardo? Quelli creano buchi, stiamo facendo lotta al nulla. Ma su questo, come dire, la lotta all'evasione non è che si fa solo sul piccolo, la lotta all'evasione parte anche dalle grandi aziende e quindi è da lì che la richiesta del sindacato, ma più in generale parte da questo, cioè quello di una lotta complessiva all'evasione. Non è che viene puntato il piccolo commerciante o il piccolo, come dire, artigiano, assolutamente no, è una questione globale, sono 107 miliardi di evasione, non stiamo parlando di pochi spiccioli, insomma. Allora non serve nascondersi dietro l'anziana che non riesce a utilizzare il bancomat, perché per carità sappiamo che ci sono anche queste persone, che sono sempre meno tra l'altro, non sono tantissime, perché ormai noi sappiamo, guardiamo un po' l'INPS, se tu vuoi una prestazione all'INPS adesso fai tutto per via telematica. Allora, è possibile che da una parte si ragioni in questi termini, mentre con la lotta all'evasione c'è una campagna enorme sul fatto che nessuno è in grado di utilizzare il bancomat? Cioè ci sono delle contraddizioni in questo Paese che sono veramente molto, molto forti, no? Ecco, quindi noi diciamo vale per il grande, certamente, certo, vale anche per il piccolo, così come il gioco d'azzardo è una delle nostre piaghe, sì, perché non è che solo riguarda gli anziani purtroppo. Infatti, perché guarda, è triste vedere certe persone anziane chiuse in quegli sgabuzzini a giocarsi la pensione, veramente fa una tristezza. Infatti noi quando parliamo di invecchiamento attivo parliamo anche di queste cose, cioè degli anziani che devono avere, come dire, una vita sociale, una vita veramente, certo, veramente bella, ecco. Quindi buongiorno, meno male che ho ancora mia madre, 89 anni, con pensione decente, ho 65 anni solo e senza lavoro da 6 anni, ho dovuto lasciare casa per vivere con lei, altrimenti non ce la facevo. Questi purtroppo sono i drammi del nostro Paese, questo fatto di mettere in contrapposizione le generazioni, poi lui 65 non è neanche giovanissimo. Esatto, non può andare in pensione. Infatti, tra l'altro non può ancora andare in pensione, questo è uno dei drammi. Però ecco, io vorrei un attimo introdurre l'altro. Lo facciamo dopo la pubblicità, che così siamo più tranquilli. Perfetto. Allora, pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme con voi.